non sappiamo da dove siano arrivati tutti questi fumosi, queste bombe a ridosso della polizia. Attenzione, forse speriamo che non ci siano feriti. Serata di tensione altissima a Udine martedì 14 ottobre in piazza Primo Maggio. Era da poco finito il corteo pro-Palestina organizzato in occasione della partita Italia-Israele vinta 3-0 dagli azzurri. Una manifestazione che fino all'arrivo in piazza era rimasta pacifica, poi improvvisamente il caos. Anche Michele che addirittura è stato spinto, lo stanno aggredendo. Attenzione, calma, calma, calma. Appena arrivati in piazza alcuni manifestanti gridano tutti allo stadio e provano a muoversi verso Largo delle Grazie. Gli organizzatori al telefono disperati: non doveva andare così, fermateli. Provano a bloccarli con le braccia ma la folla li travolge. Fumogeni, vediamo le sirene ancora, a supporto ancora per quello che sta succedendo in questi minuti. Vediamo un altro, attenzione, spostiamoci, che c'è un altro fumogeno che hanno lanciato addosso alla stampa. Attenzione, per fortuna, perché è appena scoppiato. Scoppiano le prime bombe carta, poi i fumogeni. Le forze dell'ordine, già presenti in forze, si dispiegano su ogni lato della piazza. Dall'alto un elicottero della polizia sorvola la zona con il faro acceso, seguendo i movimenti della folla, illuminando il fumo e la confusione. Gli scontri più dure esplodono poi in Viale della Vittoria. È lì che la piazza diventa un campo di battaglia. Bombe carta, fumogeni, fuochi d'artificio e idranti. Da contro alla gente, ovviamente non so se riuscite a vederla perché la situazione è veramente drammatica. L'aria è irrespirabile, gli agenti tossiscono, i volti si coprono di lacrime. Vediamo alcuni accasciati, non sappiamo effettivamente come stanno in questo momento, però abbiamo visto delle scene veramente surreali che vi stiamo documentando in diretta. Qualcuno sradica le grate dei tombini e le lancia contro la polizia. Scene surreali di violenza e paura. Mentre gli agenti avanzano, i manifestanti arretrano ma continuano a lanciare ordigni a distanza. È una corsa continua, prima in Viale Ungheria, poi in Via Piave e Via Giosuè Carducci, fino a Piazza della Repubblica, dove tutto era iniziato. Una decina di agenti feriti e 3 giornalisti, uno dei quali in gravi condizioni rischia di perdere un occhio. Volti insanguinati, persone comuni, travolte dal panico. Una notte di guerriglia urbana che ha trasformato una manifestazione per la pace in una battaglia nel cuore di Udine, una delle pagine più cupe della storia recente della città.